La serata continua, abbiamo Franco Coccolo che questa sera ha voluto ammaliare con la sua performance la Casselva e dintorni. Grazie. Non so, non ho parole per ringraziarti. No, soprattutto noi ringraziamo te perché ci hai dato qualcosa di unico. Grazie. Io do quello che ho. Senti, Franco è vicino a te, lui sai che lui parla poco, però fa un buon vino. L'importante è che continui con questo vino. Siamo un po' dietro le quinte tra amici per parlare insomma di questo lick-off, no? Perché tu sei uno di quelli che viene ogni anno a fare il lick-off con la tua voce e con la tua musica per dare un tocco in più all'uva, no? Speriamo. Speriamo che l'uva capisca questo. No, nelle stalle mettono la musica fa più latte. Perché i veni mettono noi veni le mastite. Li mettono Chopin con la musicarina. Se lì che ti attacca per non passa in là. Senti, ci saranno anche altre serate immagino, no? Che è in programma, così approfittiamo del fatto. Io sono domenica a Cammino per la festa da Vischie, da Osei. No. Senti, ma si dice che da queste parti l'ugola migliora, perché secondo te? Sarà il vino, non so io. Che non sia il canto. L'altura. No, che non sia il canto del cigno. Che non sia il canto del cigno. Io purtroppo ho lasciato il mio musicista da solo, devo andare giù. Prima abbiamo fatto la diretta. Franco, ti ringraziamo e complimenti ancora. Grazie. Perché la professionalità non ha prezzo. Omar, grazie. Non si compra al supermercato. Grazie Omar, Grazie a te invece. Franco, arriviamo. Non so cosa dire, dai. Bello tutto. No, di fare. Grazie a tutti, non senza diti, dai. Io adesso devo parlare di questo ragazzo. Sì.